Oggi si consegnano le 500 firme della petizione relativamente a una zona bella, caratteristica di San Leone, l'antico Emporium. Ecco, voi vi siete presi cura di questa iniziativa anche col FAI, con Luoghi del Cuore, gli obiettivi che pensate di raggiungere? Sì, è un processo che va avanti, la cosa insomma ci fa molto piacere. È iniziato tutto proponendo appunto Maddalusa come luogo del Cuore FAI e si è creato un comitato molto attivo e il comitato ha raccolto le firme per salvaguardare la zona della foce appunto del fiume a ridosso di Maddalusa e quindi qualcosa si sta muovendo. C'è anche un progetto che insomma sarà a quanto operativo al più presto, quindi è una cosa che sta andando avanti molto, molto bene e di cui siamo particolarmente orgogliosi. Quindi il FAI ancora una volta si conferma come un promotore di iniziative che portano alla salvaguardia del territorio. Maddalusa è solo un esempio, ma ce ne sono tantissimi nel nostro territorio che sono stati nominati luoghi del Cuore FAI, appunto tra tutti sicuramente la Scala dei Turchi che sta scalando le classifiche tra i primi 10 posti in tutta Italia, quindi insomma risultati fantastici, ma anche tanti altri luoghi di interesse storico, culturale, come la Biblioteca Lucchesiana, come il Teatro Andromeda di Santo Stefano, come il Museo Mete di Siculiana. Ce ne sono tantissime, ognuno può votare il suo luogo del cuore. È un sondaggio che va avanti per diverso tempo, fino al 15 dicembre, quindi si può votare ancora a lungo ed è un modo per segnalare i posti che hanno bisogno di attenzione, che hanno bisogno di essere tutelati, che hanno bisogno di essere restituiti alla bellezza a cui appartengono. In questo il FAI è sempre stato molto attento appunto alla conservazione della bellezza nel nostro territorio. Abbiamo ricevuto un grande interesse da parte dei cittadini, 500 firme in meno di un mese non è poco e quindi un grandissimo grazie a tutte le persone che hanno firmato questa petizione che abbiamo lanciato su change.org, salviamo la foce del fiume Akragas. Cosa chiediamo con questa petizione? La foce del fiume è diventata una discarica e pensiamo che la causa maggiore di questa discarica, questa rovina, di questo disastro sia appunto la possibilità di accedere alla foce in quella zona di terreno a ponente della foce del fiume Akragas, detta Babbaluciara, appunto la possibilità di accedere con le macchine e i veicoli motorizzati che scaricano in quel posto di tutto. Abbiamo visto da detriti di Eternit a serbatoi in plastica a resti di bivacchi selvaggi, c'è di tutto. E le macchine posteggiate lì. Noi chiediamo infatti all'amministrazione comunale di installare una barra che eviti appunto solo l'accesso alle macchine, non l'accesso ai pedoni, che i pedoni da lì potrebbero comunque entrare, con la bicicletta a piedi si potrebbe comunque entrare, ma solo l'accesso alle macchine che possono essere posteggiate 10 metri più indietro e non proprio dentro la foce del fiume, che è una zona assolutamente da preservare, anche perché non solo ha un valore naturalistico immenso. L'antico Emporium Agrigantino si pone come sempre il tema del rapporti tra le amministrazioni locali, quindi i comuni e il demanio che poi è proprietario di queste aree in ordine alla realizzazione di opere. Per esempio quella suggerita della barra è una iniziativa che il Comune aveva intrapreso già 3 anni or sono con risultati non buoni, nel senso che non vi fu un parere favorevole alla realizzazione di questo elemento ostruttivo che non consentisse l'ingresso di auto che poi magari sversano rifiuti. Però questa è un'area e l'occasione proprio per parlare dell'Emporium Agrigantino per le cose che sono oramai non programmazione e basta, ma sono programmazione finanziata. Mi riferisco ai 2 interventi. Uno, quello realizzato in partnership tra Comune e Provincia Regionale, ex Provincia Regionale di Agrigento, oggi libero consorzio dei comuni, che prevede una riqualificazione dell'intorno foce, e l'altro è l'intervento di agenda urbana che prevede nelle sponde del fiume, nella prima parte proprio nelle adiacenze della foce, dei camminamenti naturalizzati con la possibilità quindi
prossimamente, a partire dal 2021, di poter vivere la foce non solo con le specie animali che lì ci sono, i volatili che ci sono, ma poterla realmente vivere per attività di passeggio con le panchine, e quindi si riqualifica non solo la strada che supera il letto del fiume, ma si riqualificano le sponde del fiume, perché questo intervento, oramai finanziato in agenda urbana, diventa realtà e va in appalto proprio nel 2021.